Buonasera a tutti e bentornati a Call Center Cortesia, la rubrica dedicata a tutti i disperati da casa che non sanno chi telefonare per sfogarsi. Allora chiamate pure me, la vostra amica Ines Cantamburlo. Sentiamo se c'è qualcuno in linea stasera. Pronto? Pronto Ines, ciao, sono Latina. E io sono Buttiglia? Lei che ha fatto battuta di Latina, mi Buttiglia? Sì. Scusami, sai Tina. E Tina come? Orbe di cognome. No dai. Orbettina? Orbettina, sì, non lo dico tanto, però mi prendono tutti in giro. Per forza. Da dove chiami? Da Ibiza? Ecco, vedi, Ibiza? Scusa, sono in vena di battute stasera. Dimmi Orbettina, dimmi. No, io invece non sono in vena di battute perché sono un po' in crisi con mio marito. Orbettino? Ecco, beh, basta che ti lasci stare, io non ti fa niente. Scusami. Non riesco a tenermi, scusami, dai, adesso stavo sedia. Volevo qualche consiglio perché mi sento un po' giù di morale, perché non mi sento amata come vorrei, non lo vedo abbastanza uomo, non so cosa fare. Cosa devo fare? Non lo vedi abbastanza uomo? Non lo vedo abbastanza uomo. Certo, allora intanto considera, Orbettina, che tutti noi abbiamo sia un lato maschile sia un lato femminile. Pertanto è giusto che anche il suo lato femminile si manifesti. Per dirti, io ho un marito che è un maschio, ti vedi che è un maschio, ma il suo lato femminile è molto molto evidente. Cioè? È la mona, io proprio, guarda. No, ma allora anche il mio. Ecco, vedi, Orbettina, il segreto è questo: per farlo sentire maschio devi aiutarlo e dovresti riscoprire il magnetismo che vi ha uniti e aiutarlo con la tua femminilità a farlo uscire dalla sua zona di comfort, che probabilmente lo tende ancorato a vecchi retaggi culturali che non gli permettono di esprimere al massimo la sua sessualità e la sua sensualità nei tuoi confronti. Può essere un po' più chiara? Dagli a 2 volte a settimana. Ah, benissimo, grazie mille allora. Ciao Orbetina, sei da Orbettino, sta attenti alle macchine. Sì, ancora queste battute. Ciao.